E Andrea, per cortesia passami l'olio qua, devo aggiungere un po' di olio motore. Ma porca paletta sti ragazzi. Beh Andrea, già che c'è, passami anche l'aceto così condisco l'insalata qua. Nonostante le uggiose giornate di inizio novembre, la spedizione procede. Il bello è che non siamo mai soli. Al Lago Santo Modenese ci aspettano in tanti, così come al Bivacco Lago Nero, dove incontriamo quei matti dei ragazzi di Appennino. A Castelnuovo di Garfagnana realizziamo un evento insieme al mitico Riccardo Carnovalini e agli ideatori del Sentiero Italia, che ci passano idealmente il testimone. Tu chiamale se vuoi, emozioni. Il tempo è sempre ostico, i fiumi in piena e le allerte meteo si sprecano. Tentiamo l'impresa di raggiungere il lago Scaffaiolo, ma la tormenta di neve ci costringe a fare retromarcia. Ci riproviamo di nuovo il giorno dopo. La neve è tanta e il vento è pauroso, ma troviamo infine riparo al bivacco invernale del rifugio Duca degli Abruzzi. Alla fine riusciamo ad uscire dalla bufera e arriviamo sani e salvi a valle, nel piccolo borgo di Pracchia. La pioggia ci resta attaccata come una cozza di mare fino al passo della Futa, da dove raggiungiamo Castiglione dei Pepoli per un altro bel evento, Work and Walk. Il giorno dopo si riparte con il sole, con noi un folto gruppo di volti nuovi e non. È una giornata fantastica e finalmente l'Appennino torna a farsi ammirare in tutto il suo splendore cromatico. La tappa è lunga, ma con la compagnia si vola. Arriviamo col buio a Razzuolo, dove Andrea e i ragazzi di Foglia Tonda ci accolgono con i fantastici tortellini del Mugello, fatti a mano da mamma Laura. Ma il giorno dopo, che ve lo dico a fare, ancora pioggia. Ma il morale è alto e avvolti dai boschi tenebrosi arriviamo all'eremo dei Toschi. Sempre più fradici, giungiamo all'agriturismo Il Poderone di Lorenzina, che ci fa sentire come a casa. Quanta bella umanità nell'Appennino. Ripartiamo dal passo della Calla, entrando nelle faggete secolari delle foreste casentinesi, tanto care al grande Walter Bonatti. Tra giochi di luce e nebbia spunta all'improvviso l'eremo di Camaldoli. Nel giorno di pausa ci spostiamo a Pennabilli, ospiti della Casa del Nomade e degli amici del festival Artisti in Piazza. Sotto la guida di questi meravigliosi ragazzi ci innamoriamo di questo affascinante borgo e dei suoi personaggi. Torniamo a navigare in direzione Vergareto. Sono gli ultimi giorni sull'Appennino tosco-emiliano e il tempo non dà segni di miglioramento. Fortuna che incontriamo Atos ad attenderci tra le frasche con un buon caffè caldo. E poi, forza ragazzi, ormai manca poco, stringiamo i denti! Andrea, per piacere passami la 13. Ah, ma porca paletta sti ragazzi, non capiscono una mazza. Dai che manca poco, dai. Non li sopporto più sti ragazzi.